Come here, ass fuck. L'etologia, la scienza che studia il comportamento degli animali. La sottobranca, che studia in particolar modo le abitudini e i comportamenti sessuali della specie umana, si chiama pornografia. È una scienza relativamente giovane e in continua espansione. Ce n'è un bisogno, un'esigenza che non ce ne rendiamo conto. Gli scienziati, chiamiamoli più ricercatori di questa scienza, hanno messo a fuoco centinaia di categorie per aiutare la popolazione a orientarsi in questo vasto panorama dei piaceri sessuali. C'è chi le chiama perversioni, tu chiamale se vuoi emozioni. A differenza degli entomologi, però, i ricercatori in questa disciplina hanno la fortuna di avere i supporti audio-video, con migliaia di volontari nel mondo che mettono a disposizione la loro conoscenza sulla materia. Le categorie sono principalmente in inglese. Ditemi se non è bello che un ragazzo di 16, 17, 18 anni possa imparare l'inglese divertendosi. Ma attenzione! Quest'idea che i ricercatori hanno individuato le categorie, ogni giorno ne sfornano una nuova e dicono sono il genio delle categorie della pornografia. Attenzione, perché qui ci sarebbe da pagare i copyright al mondo degli animali, perché gli animali la praticano da sempre la pornografia. Le categorie non se le sono inventati i ricercatori, se le sono inventate loro, gli animali. Cebus è una piccola scimmietta asiatica, non so se la conoscete, una scimmiettina piccolina, carina, una roba color nocciola e panna striata, una roba che quando la vedi dici vai vicino, viene voglia di fartela. Lo so, è un po' forte, me ne rendo conto, ma c'è un motivo, perché lei si cosparge il corpo di urina come un aftershave di Dolce & Gabbana per attirare le femmine, e funziona, se le fa tutte. Categoria pissing, 450.000 video online, non ci siamo inventati niente. Adesso non voglio cadere nell'ambiguità che mondo animale uguale perversioni. I pinguini Adelia, forse non tutti sanno che sono monogami, incontrano un partner, si uniscono e rimangono insieme tutta la vita, motivo per cui adesso si stanno estinguendo per depressione. No, ma c'è... Non so se avete presente come si corteggiano. I maschi puntano una femmina e li vedi 3 o 4. Adesso non so se parlano proprio così tra di loro. E vedi, prendono una pietra, vanno lì e le buttano una pietra. 3, 4, 5 pietre. La femmina fa, annusa le pietre, guarda le pietre, ne sceglie una e quella corrisponde al maschio con cui si unirà in matrimonio. E gli altri vanno a festeggiare perché l'hanno scampata. Il gambecchio nano è un piccolo uccellino del nord Europa. Nel nord Europa anche gli animali sono più emancipati. Il maschio attira la femmina nel territorio e mettono su casa insieme, subito. Fa sì, andiamo a vivere insieme. Mettono su, fanno il nido, ognuno i suoi spazi, la libertà. A un certo punto, quando è tutto finito, la femmina fa, guarda, esco un attimo per andare a prendere 2 rami per il nido. Dice, ma abbiamo finito casa, è tutto, ma 2 rami, che saranno 2 rami per il nido. Va bene, io vado un attimo da Decathlon, esce anche lui. In rapida sequenza la femmina si accoppia con 2 maschi di 2 territori diversi. Il maschio fa la stessa cosa con 2 femmine di 2 territori. Tornano a casa con un sorriso sulla bocca che non ve ne fate un'idea della felicità e la rilassatezza. Fanno il wife sharing, non ci siamo inventati niente. Il bucero! Una sorta di tucano, per non incappare in questo tipo di problematica, cosa fa dopo l'accoppiamento? Mura nel tronco la moglie viva. Sì, la chiude in casa, la mura in casa, tradizione calabrese del secolo scorso. Non ci siamo inventati niente. Il pesce angler. Eh sì, perché la femmina in natura si deve rifare di questi soprusi. Il pesce angler, adesso lo so, vedo i vostri occhi sbarrati e fa, no, che cos'è? Il pesce, quello del Nemo, quello con la lanternina. Tu guarda, si è accesa la lampadina improvvisamente. Sì, il maschio ha un apparato digerente troppo piccolo per sopravvivere. E allora si attacca a quello della femmina. Anche qui non so se si attacchi proprio qui, ma me lo immagino qui, no? La femmina praticamente gli passa gli alimenti. Piano piano riduce
Lui si stringe sempre di più, si rimpicciolisce finché non ne rimangono solo i testicoli, che lei spreme sulle uova per inseminarle. Lo tiene per i coglioni tutta la vita. Il ghepardo reale, no, vado avanti ore adesso, sono in trance. Il ghepardo reale, quando la femmina entra nel territorio dei maschi, i sei ossetti si alzano e iniziano a inseguirla, perché questo favorisce la produzione delle ovaie. Una volta che la raggiungono, se la fanno tutti. Gang bang felina, non ci siamo inventati niente. Tu prendi un ghepardo reale, lo porti qui, monti un bel maxi schermo e gli fai vedere un video porno, quello si annoia a morte. Forse è arrivato il momento di rivedere i capisaldi della nostra cultura. Grazie.